Sì. Pronto? Eccoci Massimo, siamo quasi pronti. Eccoci, perfetto. Io spero non mi chiami nessuno nel frattempo al telefonino perché sennò va via tutto. Poi mi richiamate voi, nel caso? Bene, bene. È qui con me Eliana Chiavetta, assieme conduciamo questo Open Day Cinema, per cui ci facciamo questa bella chiacchierata in radio su di te, sul tuo percorso artistico e professionale. Ok. Allora, fra 2 minuti e mezzo torneremo anche in FM, ma intanto possiamo anticipare qualcosa ai tanti amici che ci seguono in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, perché lo hai anticipato, lo hai svelato anche prima. Ci tenevi tantissimo, non è stato semplice riuscire ad ottenere questa intervista, ma c'è tanto dietro a tutto questo. Non è stato semplice semplicemente perché Massimo è molto molto impegnato, credo sia di ritorno dai BAFTA, dove appunto c'è la candidatura dei suoi 700 costumi per il film Cyrano, ma noi siamo in trepidante attesa, Massimo, della candidatura agli Oscar appunto per i costumi di questo straordinario film girato in gran parte in Sicilia. Ecco perché siamo fieri e orgogliosi di un fiorentino che firma i costumi qui di un capolavoro di film come appunto Cyrano. Massimo, sei con noi? Eccoci, buongiorno a tutti, grazie mille di questa chiamata. Grazie Massimo, ringrazio anche l'ufficio stampa Giancarlo Sozzi per questa tua partecipazione. Ti dicevo poco fa Massimo che mi fa sempre piacere, un po' come una sorta di Amarcord, raccontare i percorsi artistici, anche i tuoi studi, il centro sperimentale di cinematografia, il Grande Tosi. Pensa che la scorsa settimana ho intervistato Federico Savina del Suono e poi sono i giganti che ancora un po', Tosi ovviamente non c'è più, ma Perpignani per esempio sono delle colonne al centro sperimentale, e quindi sono molto contento di averti con noi, ma torniamo adesso in FM. Abbiamo fatto un test di collegamento e facciamo grazie mille. Sì. Abbiamo ascoltato Tommaso Paradiso con Tutte le notti qui in diretta su Radio In. Adesso è arrivato il momento di un super ospite in questo Open Day Cinema, Ivan. Siamo molto contenti di avere in collegamento in diretta telefonica Massimo Cantini Parrini, il costumista candidato all'Oscar per i 700 costumi realizzati per attori e comparse del film Cyrano. Cantini Parrini, 40 anni, fiorentino, e alla sua seconda nomination consecutiva, la prima per i costumi di Pinocchio. Intanto complimenti e benvenuto su Radio In. Grazie mille a voi, magari se avessi 40 anni, sono ancora nei miei 40, ma 40 tondi purtroppo non ce l'ho più. Però sono ancora dentro ai 40 anni. Massimo, fino a quando non tocchi i 50 hai sempre 40 anni. Appunto, il decennio è quello che conta, assolutamente. Senti, raccontaci questa esperienza incredibile in Sicilia, in questi luoghi meravigliosi di cui siamo tanto orgogliosi, disegnare questi costumi che ti porteranno appunto all'Olimpo del cinema. Sì, è un traguardo sempre meraviglioso quando ti guardano al di là dell'oceano, è un'esperienza non solo di emozione ma anche di vita, perché io ebbi l'occasione di andare agli Oscar accompagnando Gabriella Pescucci quando fu candidata per la fabbrica del cioccolato, e devo dire che è una serata meravigliosa. La Sicilia è un amore che io porto da sempre nel cuore. Sono stato felicissimo di poter girare a Noto, a Catania, a Siracusa, abbiamo toccato Scicli, abbiamo toccato delle province pazzesche, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo anche nel mio lavoro, perché i colori della Sicilia ispirano sempre, quindi sono stato felicissimo di lavorare con Gio anche sulla palette dei colori per i costumi, e siamo stati ispirati dalla vostra regione in un modo incredibile.
Massimo, i nostri ascoltatori sono molti studenti, come ti raccontavo, della scuola di cinema, anche dei vari mestieri del cinema. Ho Certo. una curiosità, la tua squadra era composta da quante persone? Eravamo una cinquantina e tra l'altro tantissime maestranze siciliane, tante sarte, tanti assistenti. Abbiamo avuto bisogno di molte persone dalla Sicilia che ci aiutassero, ed è uno dei lavori più grandi che abbia mai fatto. Gestire un così grande reparto è stato facile e difficile nello stesso tempo, ma sono stati tutti veramente collaborativi e il lavoro è andato super tranquillo, Covid a parte, perché poi tra l'altro la Certo. vostra regione in quel momento era una delle isole felici dell'Italia, quindi Massimo, era... sei stato uno dei migliori allievi del maestro Piero Tosi nel corso di costume al Centro Sperimentale di Cinematografia. Cosa ti rimane di questo grande gigante? Mi rimane un ricordo meraviglioso, io lo penso ogni secondo. Piero è dentro di me, siamo stati amici dopo la scuola per 25 anni, quindi ho avuto modo di viverlo appieno. Era un maestro sui generis, le sue lezioni erano dei racconti, e quindi era un po' come la vecchia scuola nella Grecia antica, erano delle lezioni di disegno, ma lui raccontava in continuazione le sue esperienze e quindi infondeva a noi una forza e un'energia meravigliosa, perché l'insegnamento che ci ha dato Piero credo che sia uno dei migliori che possa esistere, perché comunque, come sempre, io dico sempre ai ragazzi che affrontano gli studi che la scuola ti dà il 50% di quello che tu potrai essere, poi molto devi far da solo, devi studiare da solo a casa, cioè la passione non deve mai finire, è un motore che deve essere sempre messo in moto e andare avanti. Quindi per me il centro sperimentale è stato veramente una delle scuole più belle che abbia fatto, assolutamente. Mi lego poi alla tua esperienza alla Tirelli come assistente costumista e poi, come hai ricordato, il tuo esordio al cinema con Gabriella Pescucci, altra grande orgoglio italiano nel mondo. Hai avuto dei riferimenti importanti nel tuo percorso, per cui ti meriti appieno questo importante riconoscimento, Massimo. No, ho avuto dei grandissimi maestri e sono felicissimo di averli potuti conoscere e di averci potuto lavorare insieme. Poi naturalmente la fortuna arriva sempre, ma va saputa mantenere, non bisogna mai adagiarsi sugli allori, le premiazioni sono importanti e sono belle quando arrivano, ma non sono mai dei punti di arrivo, ma sono sempre dei punti di partenza per quanto mi riguarda, perché comunque poi l'attenzione su di te si focalizza in modo più speciale, quindi tutti si aspettano che chissà cosa farai al prossimo lavoro, ed è importante rimanere con i piedi per terra e godersi le cose nel momento in cui vengono e poi continuare a lavorare e a studiare sempre, assolutamente. Massimo, puoi rimanere con noi 1 minuto e mezzo, il tempo Certo. di far vedere su Facebook il trailer di Cyrano, e poi vogliamo ancora impegnarti qualche minuto e poi ti lasciamo ai tuoi tanti impegni, e davvero grazie ancora. Chi ci ascolta sempre lo sa, noi mandiamo alla radio Camila Cabello con Bam Bam Spazio alla musica, e però ci aiutiamo sullo streaming con le immagini, allora vediamo questo trailer. Cyrano? 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 Sono Cyrano de Bergerac. Siete un mostro. È un'offesa un po' antiquata, ma l'accetto. Chi è? È al di sopra delle tue possibilità, amico mio. Il mio solo scopo su questa terra è amare Rossana. Something to die for. Glielo devi dire! Io non potrò mai essere degno di lei. Sarei molto in collera con voi se moriste. Solo in collera. Non ho intenzione di sposare chi che sia. E l'amore non conta nulla per te. Ai bambini serve amore, agli adulti il denaro. Mi sono resa conto di essere innamorata, perdutamente innamorata, ma l'uomo in questione non lo sa. Può darsi che lui provi lo stesso per voi. So che si chiama Cristiano. Lei mi ama! Stammi a sentire. Rossana attende una tua lettera. Non so scrivere lettere d'amore. Io ti renderò eloquente e tu mi renderai affascinante. I miei pensieri hanno bisogno di una voce. Ti suggerirò io le parole. È una pazzia! Come potrà funzionare? Rossana, il mio amore per voi è così potente. Rossana, il mio amore per voi è così potente. Lo ameresti se non fosse affascinante. Parlatemi, come facevate nelle vostre lettere. Io vi amo con tutto il mio cuore. Voglio di più, voglio di più.
Il mondo non accetterà mai un nano con una donna bella come lei. Chi se ne importa del mondo? Pensa a Rossana. Lasciamo che sia lei a scegliere. Film straordinario, Cyrano è in sala, per cui il nostro invito è di ritornare al cinema e di vedere il meno possibile i film in televisione o in piattaforma streaming. Non me ne vogliano i tanto appassionati dell'home video. Ma poi ci sono Massimo. film e film, perché quando devi vedere delle ambientazioni di un certo tipo ti devi anche immergere in una realtà, in un tempo, in uno spazio completamente diversi da quelli a cui sei abituato nel quotidiano. Il grande schermo ti offre un'esperienza immersiva, totalizzante, che Coinvolge a casa tutti i sensi. non è la stessa cosa. Non può essere la stessa cosa seppur hai 200 pollici di TV, l'impianto Dolby Surround e tutte quelle cose, perché poi alla fine, che ci sia un cagnolino che scodinzola da una parte o un telefono che squilla, diventa tutto completamente diverso. Quindi andiamo al cinema, lo ripeteremo e non ci fermeremo mai, ma dobbiamo tornare anche in FM. E dopo aver ascoltato questo ritmo così latino, torniamo a noi, anche perché l'atmosfera del Cyrano era un'atmosfera che ci ha veramente catturati, e qui capiamo, dopo aver visto le immagini del trailer in diretta streaming sulla nostra pagina di Facebook, possiamo soltanto intuire quale mole di lavoro c'è dietro tutto questo. Massimo, in collegamento in diretta con noi il costumista candidato all'Oscar, Massimo Cantini Parrini. Ho una curiosità, com'è stato un po' vestire Peter Dinklage? Raccontaci un po' qualche particolare, qualche curiosità, se puoi, Massimo. Beh, è stato meraviglioso, è un uomo fantastico, devo dire è stato super collaborativo, è piaciuto immediatamente il guardaroba che le avevamo preparato, e con Gio abbiamo avuto questa idea che la divisa dovesse avere vari aspetti, quindi al posto delle cuciture per tutti i militari mi sono inventato questi bottoni, e quindi poteva essere trasformata in qualsiasi modo, potevano essere tolte le maniche, tolto il gonnellino e messa come mantella, potevano essere tirate sulle code, in modo che almeno con un abito solo potevamo muovere e poteva diventare altre cose. È importante per me nel mio lavoro non fare tanti cambi costumi, perché ho bisogno che lo spettatore si affezioni un po' al personaggio che vede. È stato un film fantastico, abbiamo vestito veramente, veramente migliaia di persone, e spero che sia un'esperienza che possa vivere ancora con altri lavori. Non è facile avere dei lavori americani così grandi in Italia, ma insomma conto che ce ne siano altri, ecco. Massimo, ma è più divertente cimentarsi con questo tipo di ambientazioni che ti portano anche, immagino, a fare degli studi su dei costumi di una determinata epoca, che ti permettono però poi magari di scegliere una palette di colori particolari che va ad imprimere proprio un'atmosfera, una riconoscibilità dell'intera pellicola, o anche delle ambientazioni un po' più vicine al quotidiano possono regalare grandi soddisfazioni a un costumista? Assolutamente sì, anche se comunque nella contemporaneità trovo sempre molta più difficoltà nel fare ad avere un'idea, perché avendo davanti agli occhi il mondo di oggi è sempre più difficile. Quando affronti il passato, essendo un momento chiuso appunto temporalmente, riesco a gestirmi meglio, e poi sono gli studi che ho fatto. Io mi diverto sempre, devo dire, sia nei film storici che contemporanei, e diverte anche di più l'attore, naturalmente, trasformarsi in un personaggio del passato, è più affascinante. Le storie contemporanee lasciano sempre meno all'immaginazione, diciamo, e poi anche perché le sceneggiature che vengono proposte sono sempre molto terrene. Il futuro ancora non l'ho mai affrontato come momento di lavoro, spero che magari arrivi prima o poi un film futurista.
Veramente te lo auguriamo. Massimo, nel preparare questo momento, questa intervista, abbiamo in ascolto molti ragazzi dell'Accademia di Belle Arti, del corso di costume e moda, ma anche, so per certo, dei ragazzi del corso del Centro Sperimentale di Roma, grazie alla diretta Facebook. A conclusione di questa bella chiacchierata, cosa ti senti di dire un po' per il loro futuro, in termini appunto professionali? So per certo che c'è tanto studio dietro. C'è tantissimo studio, non bisogna mai finire di studiare, di imparare, di guardare. Io il consiglio che do appunto è che deve essere una passione veramente grande, perché tutti i lavori fatti con passione ti portano a non lavorare poi praticamente, perché quando tu fai un mestiere che ti piace tanto è come se tu giocassi più che lavorare. Però il consiglio più grande che posso dare è quello sempre di informarsi e di studiare a fondo la materia che uno affronta, anche per poterla poi trasformare, perché solo con un'enorme padronanza del costume in questo caso si riesce anche ad inventare cose diverse. Massimo, ci incolleremo agli schermi per la notte degli Oscar, ovviamente siamo tuoi fan e tiferemo assolutamente per te. Io vi ringrazio tanto, è già una bellissima vittoria esserci, e quindi come vada si vedrà, cioè appunto la percentuale che uno vinca è divisa per 5, quindi non si sa mai chi vincerà, e l'emozione bella quest'anno è di essere lì in presenza, e quindi sarà tutto al 100%. Meraviglia. Bellissimo, bellissimo. Se poi farai qualche foto, non lo so, io te lo chiedo, magari poi ci risentiamo dopo, ci fai vedere qualche video, qualche cosa di backstage. Io spero che ci facciano tenere telefonini dentro e che possiamo farne, a volte possiamo, a volte no, dipende un po' dall'organizzazione. Giustamente. Tanto in bocca al lupo, e grazie mille per essere stato quest'oggi con noi, è stato veramente un onore avere Massimo Cantini Parrini qui all'interno di Open Day Cinema. Grazie. Grazie infinite a voi, Crepe il Lupo, grazie infinite. Ciao Massimo, un abbraccio. Arrivederci. Ciao. A presto. Ciao. A presto. Pausa pubblicitaria.